punto se sta fermo. Se si muove su un piano linearmente, o è retta o è curva. Se saltella ogni tanto, crea dei segmenti, come nel linguaggio Morse. Prendiamo un segmento, ne inchiodiamo un estremo e lo facciamo girare su questo perno. Formerà una superficie piana. A trasformare un punto, un segmento insignificante, in qualcosa che non c'era è stato il movimento. Volendo rendere vitale il risultato del movimento, ossia trasformare una superficie liscia ma muta in oggetto comunicativo capace di eccitare i nostri sensi, si aggiunge il colore. 1, 2, 100, 1000. Caldi come il giallo, freddi come il blu, contrastati, bianco e nero mescolati, verde e grigio, ed ognuno ha infinite polarità, più o meno opposte alla nota centrale. Nota, perfetta, centrale, associata con altre in armonia cromatica oppure in dissonanze perché colore è musica. Hanno natura comune. Entrambe sono oscillazioni, frequenze, con modulazioni capaci di attraversare spazi e secoli, di creare forme, cerchi, triangoli, persino oggetti tridimensionali, organi viventi, quadrupedi, bipedi, noi. Ciò che abbiamo illustrato è la teoria esposta nel 1926 alla Bauhaus, scuola d'architettura, su invito di Gropius da Kandinsky. Anticipò astrattamente, con intuizione geniale, che la realtà è invisibile, essendo quanti di energia, anagrammi di quark e stringhe pulsanti. Quel che ci è dato vedere è la superficie, la manifestazione visiva dell'esistere. Se è così che pensiamo, possiamo continuare chiedendo al maestro: ma lei cosa dipinge? Per tutta la vita non ho fatto altro che dipingere Mosca, ossia le emozioni che in lui la città suscitò. Italo Calvino, nelle Città invisibili, racconta al Gran Khan, illustrando le 100 memorie che aveva di Venezia. E se qualsiasi macchia esterna può suggerire una visione, Leonardo da Vinci affermava scanzonatamente: inzuppate una spugna, lanciatela su una parete. Potrete vedervi boschi, laghi, ciò che più vi piace. Queste le premesse per avvicinarci allo spiritualismo di Vassili Kandinsky. Spiritualismo perché? In Europa continentale si avvertiva la decadenza dell'impero asburgico, il timore per la rivoluzione sovietica, le speranze che suscitava, la fine della Repubblica Italiana. Gli artisti cercano rifugio nella smaterializzazione, nella fede, nell'energia della psiche che Freud in quegli anni disvela. Altri nella tradizione religiosa ortodossa, nelle icone sempre più simboliche di Malevich, o come Chagall nella cultura popolare degli ebrei di Russia. In Italia l'energia dei futuristi quali Boccioni, Balla e Marinetti si manifesta nella velocità
della bicicletta o della motoretta. Si avvertono i segni, come alcuni sostengono, di un rinascimento che pone al centro l'uomo, l'individuo, duce o scrittore che sia, singolarità anziché l'umanesimo. L'artista si chiude nella sua forza creatrice per esplorare nei colori folli di Van Gogh o nelle atmosfere esotiche di Gauguin. Vassili si immerge nei paesaggi vasti, nei silenzi bianchi degli inverni russi, nello splendore delle cupole dorate ortodosse e nel blu cobalto di cieli tersi e profondi. Nel suo Lo spirituale nell'arte asserisce che il bianco ha il suono di un silenzio, un nulla prima dell'origine. Il bianco della neve, del fiocco che posandosi scompare senza rumore, immobilizzandosi nel punto e muore. Il passaggio dal figurativo impressionista all'astratto avviene progressivamente nelle improvvisazioni che portano solo un numero. E se il triangolo è un cuneo giallo, è in equilibrio instabile. Nuvole bianche frantumano spazi e dall'esplosione floreale l'energia di terra che sfida il cielo saettando con fulmini terrini a colpire un aereo rene. Pilastri malposti reggono l'empireo, forse sono note cromatiche ed a lor sotto si balla. Giovani, donne, dalle forme geometriche, punto, linea, curva, superficie, colore, in armonico movimento. La variazione di San Giorgio in groppa ad un cavallo scalciante è di immediata lettura. La spada lignea trafigge con la forza del rosso la materia irsuta. La macchia nera del 1912 ha un tono scanzonato, un cranio scapigliato incontra in un interno indeterminato uno scrigno di souvenir, di boccioli, pettirossi musicali, guizzi di blu, laminati argento, un trionfo disarmonico che Schoenberg, il musicista russo, avrà certamente apprezzato. Dimenticavo. Vassili fu un eccellente musicista e Arnold Schoenberg tradusse dal tedesco al russo il manuale di armonia. L'arco azzurro è per noi quanto di più musicale si possa dipingere, con acuti, vibrati, crescenti e contrappunti irradianti, cori a due voci, sonorità montane, percussioni pirotecniche. Confidiamo d'aver dato una traccia utile a creare visioni con parole.